Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Dobbiamo ringraziare Cristina, Sì, Cristina Iacono. la sua dottoranda, che ci ha contattato. Ora lei è tramite dottore di ricerca. Ah, ok. Ha completato il dottorato e si appresta a lavorare con noi in un progetto molto ambizioso. Questo è un progetto che si chiama Synergy Grant, che è un progetto che viene finanziato ogni anno, progetti su diverse tematiche, da ERC, che è il Consiglio Europeo della Ricerca, e sono i grant più prestigiosi che esistono in Europa. Noi abbiamo fatto questa proposta su una tecnica rivoluzionaria di colonoscopia robotizzata ed è una tecnica di tipo teranostico. Che cosa vuol dire teranostico? Significa la possibilità di fare una terapia, quindi nella fattispecie di rimuovere una massa precancerosa, un polipo nel colon, durante la fase diagnostica. E quindi diciamo la missione nella quale ci siamo imbarcati grazie al lavoro di Fanny Ficuciello, che è una mia collega più giovane che ha seguito Cristina durante il dottorato, e la stessa Cristina e tanti altri giovani che hanno la possibilità di avere dei contratti e di fare ricerca in questa città, in questo Ateneo, senza andare fuori. Cosa difficilissima. Difficilissima, cosa che io ho vissuto in prima persona. Perché? Perché quando mi sono laureato nell'82, fresco di laurea, il mio sogno, io avevo il mito degli Stati Uniti e volevo andare negli Stati Uniti. Anche perché penso che la robotica, insomma, la medicina avanzata... Sì, la tecnologia, cioè per me gli Stati Uniti era la patria non solo della musica rock, di cui sono grosso appassionato. Però portano la bandiera dell'innovazione loro. Esattamente, per cui io avevo anche tentato di andare a studiare, però non c'era internet negli anni 80, era estremamente difficile, era estremamente dispendioso, non alla portata di una famiglia normale, con uno stipendio normale. Mio padre era impiegato, mia madre era casalinga, diciamo famiglia di media borghesia napoletana classica. Per cui io confesso di aver accettato il dottorato di ricerca in funzione del fatto che il dottorato di ricerca, che fu appena istituito nel sistema anche universitario italiano, offrisse la possibilità di trascorrere un periodo all'estero. Piccolo particolare, i miei maestri, i miei mentori, ai quali sono infinitamente grato, perché io nutro nei confronti dell'alma mater, della città di Napoli e dei napoletani un senso di gratitudine infinito che poi ha finito per condizionare le mie scelte di voler restare a Napoli. Pur essendo degli ottimi maestri, non avevano il benché minimo contatto internazionale. Cristina, che tu hai menzionato, ti posso dare del tu. Può fare quello che vuole. Cristina, che tu hai menzionato, ha trascorso un periodo all'estero, negli Stati Uniti. Ora per me è facile, perché ora sono Bruno Siciliano, mi conoscono in tutto il mondo, per cui se voglio mandare un mio giovane fuori nel miglior laboratorio degli Stati Uniti, del Giappone, dell'Australia, Ha le conoscenze per farlo. Così. All'epoca non ci conosceva nessuno. La vita è fatta, io questo lo dico sempre ai miei studenti, ai miei ragazzi, ai miei figli, così, la vita è fatta di sliding doors. La mia sliding door si aprì nell'84, a giugno, a Udine. Infatti io sono particolarmente legato a Udine, perché? Perché è cambiata la mia vita professionale e finalmente l'anno scorso, il 4 maggio del 2023, ho realizzato il sogno di vivere lo scudetto del Napoli con i miei figli. Quindi Udine, diciamo, ha un valore particolare diciamo, nella mia vita. Poi c'è Monaco di Baviera, però magari ne parliamo dopo di Monaco di Baviera. Udine, io venni a sapere, non c'era internet, venni a sapere per caso che c'era un simposio sulla robotica e la teoria dei manipolatori che si teneva biennalmente, una volta a Udine e una volta nei paesi dell'ex blocco dell'Est Europa, quindi Polonia, Jugoslavia, Bulgaria, Unione Sovietica e così via. Ed era unicamente a invito. Contattai il presidente del Centro Internazionale delle Scienze Meccaniche, che era un docente del Politecnico di Milano, e grazie, diciamo, alla mia capacità relazionale, diciamo che in qualche modo era in erba, perché io all'epoca avevo 25 anni, no? Facevo il dottorato di ricerca, riuscii a convincerlo a invitarmi. Cambiò la mia vita, perché io praticamente vissi 4 giorni in cui c'erano i 15 mamma santissima della robotica mondiale, parecchi americani, europei, giapponesi, e quindi mi feci conoscere personalmente, al di là di quello che poteva essere il mio curriculum, gli argomenti di ricerca di cui avevo iniziato a occuparmi durante il dottorato. Instaurare il rapporto umano con queste persone fu fondamentale. Esatto. Questo Per cui io questo dico, insomma, ora c'è internet, c'è la rete, facciamo le call. Ci mandiamo messaggi così su Ci mandiamo i messaggi e così via, però il rapporto, diciamo, empatico
che si stabilisce fisicamente, anche perché la nostra comunicazione non è solo quella nella coda. Noi comunichiamo con il nostro corpo, con le endorfine, comunichiamo, diciamo, con la nostra fisicità, con la nostra presenza fisica. Quando a volte quando incontriamo una persona nuova, diciamo, a pelle mi sta simpatico. Esattamente. Quella a pelle è una sensazione E io importante. ebbi, diciamo, ci furono tra tutte le persone che conobbi, diciamo, tutti veramente i luminari io non ero nessuno, ero un dottorando di 25 ricerca, anni. esatto, di 25 anni. Ci furono 3 che poi con le quali, diciamo, in qualche modo si è instaurato un rapporto particolare. Uno è il professore del Georgia Tech, del Georgia Institute of Technology ad Atlanta, in Georgia. Anzi, dovrei dire Atlanta, perché loro hanno questa pronuncia americana molto southern, no? Atlanta, molto, molto di slang, che di lì a un anno mi invitò a trascorrere un anno al Georgia Tech. E per me fu una scelta molto difficile, perché era il mio 3° anno di dottorato, qua siamo a settembre 85, io vado a Tokyo a presentare il mio primo lavoro scientifico a un convegno importante internazionale e poi da là vado ad Atlanta, tant'è vero che poi quando ebbi la certezza, la contezza di andare a questo convegno e di andare in America per un anno, tornai a casa, no? E facevo così, come l'aeroplanino con mia mamma, perché avrei di lì a poco acquistato un biglietto round the world, perché io andavo in Giappone e poi dal Giappone andavo in America. Giusto. Per un ragazzo di 25 anni avere un biglietto round the world è un qualcosa di mitico. Specialmente prima, adesso magari è più comune. Ora tra è più virgolette. comune perché i ragazzi viaggiano, diciamo, Esatto, da globalizzato. ragazzini così, insomma, quindi per cui praticamente andai in Giappone, poi da là andai ad Atlanta, stetti un anno, però poi sono altre 2 persone che ho conosciuto a Udine che poi hanno significato tanto nella mia vita. Uno è Bernie Roth. Bernie Roth è un professore di meccanica di Stanford ed è un ragazzino di 91 anni che ho visto la settimana scorsa a un convegno a È Lubiana. giovane. È un ragazzino, perché? Perché all'età suonata di 91 anni, vi giuro, continuo ad andare ogni ultima settimana di agosto, prima di settembre, al Burning Man. Wow. Burning Man è il raduno anti-global Che personaggio. che si fa nel deserto del Nevada, di tutti quelli anti, diciamo, globalizzazione, cioè sono gli ex hippie, diciamo, di San Francisco. È un po' una Woodstock molto privatizzata, va, mettiamola così. Esattamente, no? Quindi così. E Bernie Roth, che era già, diciamo, Bernie Roth all'epoca aveva 51 anni, io ne avevo 25, niente, insomma, in qualche modo, così, insomma, da allora è diventato uno dei miei mentori. E poi c'era un suo allievo, che è Oussama Khatib, colui che io chiamo, diciamo, il mio fratellino scientifico. Infatti, diciamo, lui è di origine siriana, nato a Aleppo, ha fatto il liceo in Germania e poi gli studi universitari in Francia. Infatti spesso con lui comunichiamo in francese e per me, diciamo, è mon frère, lo chiamo, anche se quando viene a Napoli per me lui è Fratam a tutti gli effetti. Anzi, ho scoperto che nella lingua araba, il suo nome Oussama, che significa Oussama, scritto Oussama, significa il mio Ussa. Cioè, come Ussa è un nome, cioè Oussama è un nome derivato, il mio figlio, il mio cucciolo. Ok, quindi ci avviciniamo molto. Quindi Oussama è come Fratem. Per cui quando ho scoperto questa cosa, queste sono quelle intersezioni pazzesche, no? Tra cultura, lingua, tradizioni e così via. Frate Ussa. Esattamente, per cui così. E perché? Perché in pratica, diciamo, Bernie mi voleva. Poi Oussama già stava da lui dall'80. Io nel frattempo ero stato un anno in America, poi dopo torno. Perché sono tornato? Tornato perché ho finito il mio anno, ho discusso la tesi di dottorato ed ero incerto perché? Perché Georgia Tech, dove avevo fatto bene, mi aveva offerto una cattedra come assistant professor con il tenure track, con uno stipendio ragguardevole di $50.000 all'anno. Il dollaro era 2.000 lire, qua siamo ancora con le lire, prima dell'euro, insomma. Io aspettavo un posto di ricercatore che sarebbe arrivato solo nel luglio 89, quindi 3 anni più tardi. Però io avevo già perso il 2° anno di Diego Armando Maradona a Napoli e avevo perso la famosa punizione del 3 novembre dell'85 sotto la pioggia. Pensate che quando io stavo al Georgia Tech, cioè io non potevo seguire le partite perché non c'era internet, la radio era difficilissimo, ci voleva la radio onde lunghe. Io facevo una telefonata a casa tutte le domeniche dopo le 18 perché costava di meno e chiamavo una volta a casa dove c'era mia sorella tifosa. L'altra volta chiamavo la mia fidanzata, mia moglie attuale, la quale una volta, sciaguratamente, non si era informato del risultato del Napoli.
con la mia fidanzata era difficile, però con mia sorella, dal tono della voce, io capivo il Napoli che aveva fatto. Cioè, pensate a fare una telefonata e scoprire il Napoli che ha fatto. Cioè, ora è impensabile una cosa di questo genere. E quando io chiamai quel 3 novembre, dopo Napoli-Juve, dopo la punizione a Tacconi, io sentii rispondere, mia sorella urlava, per cui capivo che era successo in qualche cosa di epocale. Per cui, in buona sostanza, quando finì l'anno, io ero tentato, che faccio? Accetto così. Il mio mentore, il mio maestro napoletano, ha detto: guarda che poi l'anno prossimo esce il concorso di ricercatore. In realtà avrei dovuto aspettare ben 3 anni abbondanti per il concorso di ricercatore. Ed ebbi il coraggio di rifiutare la cattedra negli Stati Uniti per riabbonarmi in Curva A. E la mia sliding door fu bene che si chiuse. Perché? Perché il Napoli vinse il primo scudetto. Poi 2 anni dopo il buon Bernie Roth mi voleva a Stanford per costituire questa coppia di star, come diceva lui, perché lui aveva capito che Oussama già lavorava con lui. Voleva che io lavorassi con Oussama, diciamo, nel suo laboratorio di robotica dell'epoca. Io feci l'application ed ero nel terzetto di quelli che loro avrebbero chiamato per l'interview, per dare così. Ora, non è detto che io alla fine non ci andai, non è detto che avrebbero selezionato me, però io ero comunque il preferito del maestro della robotica di Stanford. Quindi... Cioè, professore, se volessimo riassumerla in assurdo, sì, possiamo dire che la sua vita adesso è quella che è grazie a Maradona. Grazie a Maradona. Io sono docente, io sono qua con voi. Probabilmente sarei ora, Tech, chissà non dove. dico presidente degli Stati Uniti, però sarei probabilmente, diciamo, perché negli Stati Uniti veramente se uno così, cioè non ci sono limiti. Certo. Diciamo, se Schwarzenegger ha fatto il governatore della California, certo. non vedo perché Bruno Siciliano non avrebbe potuto essere il presidente di un ente importante negli Stati Uniti, certo. No? E così via. Quindi, sì, per cui io ebbi il coraggio di rinunciare e quando poi Bernie mi chiamò 88, io dicevo, il famoso concorso di ricercatore non era ancora uscito. E io fui tentato, anche perché Stanford è più prestigioso del Georgia Tech. Stanford è la mecca della tecnologia. È la crema, il fiore della robotica, dell'intelligenza artificiale. All'epoca si cominciava a parlare di intelligenza artificiale, per cui io all'epoca stiamo parlando fine anni 80. 88. Fine anni 80 già si parlava di intelligenza artificiale. Sì, però non era ancora una tecnologia. No, certo, immagino. Esatto, per cui io dei pensieri, ero tentato dall'accettare, insomma così, per cui non ci dormivo la notte. La mia fidanzata dell'epoca, che nel frattempo si era laureata in legge, non aveva una laurea che avrebbe potuto spendere negli Stati Uniti. Certo. Quindi questo così. E poi c'era il fatto che io avevo comunque già vissuto un anno solo e devo dire che il fatto di essere poi riaccolto in famiglia e così via era un qualche cosa, volevo godermi quegli anni, diciamo, e bene ho fatto. Prima io poi mi sarei sposato nel 92. Anche perché all'epoca non si conviveva, perché erano altri tempi, no? Certo. Nel senso c'erano le regole, no? Noi siamo stati fidanzati 10 anni, dall'82 al 92. Ragion per cui a quel punto io dissi: che faccio? Vai, come sembra quella cosa, diciamo, di Troise, vene, non vene, vago, non vago e così via. Per cui a quel punto Bernie mi dice: se vieni devi stare almeno 6 anni, perché, diciamo, se no mi metti nei casini, insomma. Io dico no, io ho vissuto in America, gli ambienti accademici sono i migliori ambienti americani, però a mio avviso l'America è un paese flat, piatto. Cioè l'America, è bello essere giovani, vivere in America, però io in prospettiva dico, se vado in America probabilmente metterò su famiglia in America, poi vediamo mia moglie cosa può fare, i miei figli nasceranno in America, io voglio che i valori di un continente vecchio come l'Europa, di un paese con delle forze tradizioni, diciamo, come l'Italia, è una città così unica come Napoli, così se io sono quello che sono, lo devo grazie al fatto che io sono napoletano. Quindi voglio che i miei figli, indipendentemente da quello che poi loro faranno da grandi, poi non lo posso sapere i nipoti, chi lo sa, non ho ancora nipoti, non si vede neanche, diciamo, come... No, professore, questa scelta mi affascina perché io che ho avuto la possibilità di viverci, eppure io ho rifiutato però per altri motivi, la California, però in questo caso Los Angeles in particolare, l'ho sempre rimpianta un po' come scelta. Sì, ma è giusto rimpiangere. No, ma come mai la pensa piatta? Ma perché? Perché secondo me è il paese del manuale di istruzioni. Tutti quanti seguono dei modelli sociali, nessuno sgarra. Non succede mai niente. Cioè, per esempio, no? Io a volte, tornando dal campus, mi fermavo a casa di un amico a fare gli faccio un'improvvisata. Li angosciavo. Ah, ho capito in che senso. Nel senso che ho detto, ma abbiamo un appuntamento?
avevamo fissato un appuntamento. O magari anche il fatto che non si pranza, non si cena insieme. Sì, no, è così. All'epoca c'era Ho capito. un libretto tascabile Feltrinelli, scritto da un filosofo polacco, filosofo professore a Stanford, tale Paul Waslawicz, che io lessi prima di partire, America istruzioni per l'uso. Verissimo. Cioè per me l'America è Truman Show. La mattina i bambini, io vivevo in famiglia, perché? Perché ebbi la fortuna che avevo difficoltà a trovare un appartamento abbordabile economicamente. Poi il professore con il quale vivevo, la moglie mi accompagnava in giro a vedere appartamenti, stavano rinnovando il loro basement, cioè c'hanno un appartamentino, proprio le case dei fumetti di Topolino, no? Con la cassetta postale con la bandierina. Quella che noi chiameremo cantina. Esatto, per cui così, lo stavano rinnovando, per cui stavano così. Io ho detto, a me non mi fa specie, comunque alla fine li convinsi a stare là, anche a un prezzo ridotto perché stavano rifacendo l'impianto di riscaldamento, non lo so, e così via. Per cui praticamente vissi là, per cui io spesso, tra l'altro era comodo perché potevo utilizzare una delle loro automobili, macchine, senza doverne comprare una, quando non serviva, e se loro uscivano facevo da babysitter con i bambini. Comunque i bambini americani si svegliano la mattina e la mamma, oppure chi gli fa fare colazione, gli serve il succo d'arancio dal frigorifero, che sono quelle confezioni da un gallone, che sono 3 litri, perché... Sunny D. Sì, esatto, così. E gli metti i cubetti di ghiaccio, perché è un fatto psicologico. Ora, quel succo d'arancio è stato in frigorifero almeno dalla sera prima. Quindi che bisogno c'è di aggiungere 10 cubetti di ghiaccio? Perché? Perché l'americano quando beve così deve diciamo, sorseggiare, sentire i cubetti di ghiaccio. Infatti non esiste, tranne il vino e la birra, tutti gli altri drink sono sempre on the rocks. Pure il caffè. Sì, no, ma infatti no, ma è una cosa... Questo magari è diverso. Questo è diverso perché... Questo è un espresso. Questo è un espresso, esatto, ora lo sorseggiamo. E forse quello americano è meglio però, No, forse quello americano è meglio di questo. Io quando stavo in ufficio, in laboratorio ad Atlanta, il primo mese mi feci fregare perché ero con un dottorando turco e un dottorando cinese di Taiwan, condividevo l'ufficio con loro. Il turco bolliva, quelle macchinette, quelle a filtro, no? Caffè in continuazione. Col fatto che il caffè è più leggero, io praticamente lavoravo e sorseggiavo caffè tutta la giornata. Alla fine mi accorsi che a fine giornata io avevo praticamente che tremavo. Certo. Perché così. E poi capii che il contenuto di caffeina diluito in maggiore quantità di liquido era assolutamente lo stesso, perché io mi ero bevuto 10 caffè in realtà. Per cui, diciamo, in realtà che cosa successe? Che io rinunciai ad andare a Stanford e feci bene. Perché? Perché vincemmo la Coppa UEFA nell'89 e qua entra Monaco di Baviera e vi spiego perché. Poi vincemmo il secondo scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa. Quindi ancora una volta la mia sliding door... Ha vissuto tutti i momenti belli del Napoli. Praticamente i 3 anni più illustri della storia del Napoli sono stati i 3 anni più sofferti del mio percorso professionale. Quindi aveva da una parte lo zucchero e dall'altra invece esatto, perché erano anni in cui soffrivo, nel senso che io, che sono stato il primo del mio corso a laurearmi in ingegneria elettronica il 29 ottobre dell'82, vedevo che tutti i miei colleghi lavoravano per le aziende, tipo all'epoca c'era l'IBM, la Olivetti, la Lenia, l'Italsia, l'Italtel. Vabbè, IBM penso sia quella che ha cambiato. Sì, quindi lavoravano così con stipendi dignitosi e io, diciamo, come dire, feci il dottorato e il dottorato era una borsa di 600.000 lire al mese, quindi non era da arricchirsi, però finì il dottorato, finì la borsa. Io all'epoca, l'ho raccontato ieri sera in una chiacchierata, una conversazione di scienza all'osservatorio astronomico di Capodimonte, non lontano da qua, noi eravamo, io nella stessa condizione, c'erano dei valenti giovani italiani di altre università che avevano finito il dottorato e che nessuno aveva uno stipendio, perché all'epoca non c'erano fondi europei, non c'era possibilità di avere posti di assistente universitario, non c'erano concorsi universitari, per cui i nostri colleghi delle altre sedi si chiamavano postdoc. Postdoc significa dopo aver fatto il dottorato tu sei assegnista di ricerca postdoc. Per esempio Cristina Iacono ora è postdoc e lavorerà nel mio progetto come postdoc nell'auspicio che di qui a qualche anno si apra una sliding door affinché lei possa diventare ricercatore di ruolo. Chiaro? Quindi a questo punto eravamo postdoc, però la differenza tra noi e i nostri colleghi europei che ci incontravamo ai convegni è che loro avevano uno stipendio e noi no.
per cui non avevamo tanto la dignità di definirci postdoc. Una sera eravamo in un workshop al Ciocco a Castelvecchio Pascoli in Toscana ed eravamo tutti, diciamo, un pochettino sgangherati, per non utilizzare un termine napoletano che invece è un pochettino più prosaico, no? E così probabilmente hai capito a cosa, Certo. sì, diciamo, mi potevo riferire. Io dissi, ragazzi, noi ci dobbiamo dare un tono, noi non ci possiamo chiamare postdoc perché non è dignitoso. Noi da oggi in poi ci chiamiamo MOC. Ho detto, che fai? Io ho finito il dottorato, sono MOC. Dice, Bruno, ma che significa MOC? Manco cazzo. Così proprio. Perché praticamente Certo. noi, diciamo, non avevamo nulla, avevamo solo il titolo di dottore di ricerca. E la cosa di cui io sono più orgoglioso è il fatto che c'è un'associazione dei dottorandi italiani che è ancora in vita, di cui ho fatto parte per qualche anno, perché poi ho finito il dottorato di ricerca, e praticamente questa barzelletta del MOC è stata tramandata da una generazione alla successiva. Noi incontravamo i dottorandi della nostra disciplina ogni anno in una scuola estiva a Bertinoro e io, che ero finalmente diventato ricercatore, incontravo questi giovani dell'Università di Padova, Università di Verona, freschi dottori di ricerca, e dice, che fate ora? Siamo MOC, cioè un dottore di ricerca padovano, veronese, che si definiva come MOC, quindi questa cosa è stata tramandata. Evidentemente non sapevo che ero un influencer in erba, cioè nel senso che primo influencer, prima diciamo, prima di internet, prima della storia, prima e così di via, nel senso così. Per cui così. Poi tornando alla sliding door di Udine, in effetti nel momento in cui io rinunciai poi alla seconda opportunità a Stanford, nacque dentro di me una sorta di determinazione feroce. Cosa voglio dire? Io probabilmente rinuncio a 30 anni all'opportunità più grossa professionalmente nella vita, anche se poi ne ho avute anche, diciamo, di altrettanto valide e veramente difficili da rinunciare. Però dentro di me scattò, io devo raggiungere gli stessi livelli che probabilmente avrei raggiunto molto più facilmente se fossi andato a fare il professore a Stanford. Perché se sei professore a Stanford, per esempio, le case editrici vengono da te, puoi pubblicare il libro. Ora, con una punta di orgoglio partenopeo, gli studenti a Stanford, al Georgia Tech e nei migliori atenei del mondo studiano robotica dal mio libro di testo, che è stato pubblicato prima in inglese e poi è stato tradotto in italiano, come in greco e come in cinese. Per me non è importante il fatto che nel libro di testo ci sia il mio nome, oltre quello dei miei coautori. Per me la cosa più importante non è il mio nome, perché io sapevo che Bruno Siciliano, dovunque sarebbe andato a lavorare, avrebbe scritto un libro di testo di successo, perché ho sempre avuto grossa autostima. Io ho realizzato di essere bravo, di essere capace. Per me la cosa più importante è che gli studenti studino sul libro di testo Università degli Studi di Napoli, Federico II, a FAMUC. Gli è scappato. Allora, fatto bene. Professore, qui voi... Allora, io credo che adesso i nostri ascoltatori, se non sapevano lei chi fosse prima, adesso si sono comunque fatti un'idea della personalità che abbiamo oggi ad Espresso Podcast. Ora, questa è una cosa che io volevo chiederle dall'inizio. Adesso che ci siamo fatti un'idea di cosa ha fatto del suo percorso, insomma, lavorativo e universitario, possiamo dire che comunque lei è tra le persone più influenti al mondo nell'ambito della robotica, della ricerca comunque scientifica. Sì, io sono stato presidente della Società Mondiale di Robotica. Esatto. E Kairos. IEEE-RAS. Ok. IEEE Robotics Information Society. E l'ho fatto dal 2008-2009 e sono stato sono ancora il più giovane presidente della storia della società. Perfetto. Quindi, insomma, no, poi, diciamo, oltre al textbook, per chiudere il circolo virtuoso con Oussama Khatib, assieme abbiamo curato l'edizione di quello che si chiama Spring Handbook of Robotics. Lo Spring Handbook of Robotics è considerato la Bibbia del nostro settore. E l'avete scritta voi? Noi siamo stati gli editori, abbiamo coordinato un gruppo di 200 autori. La prima edizione è uscita nel 2008, dopo 6 anni di duro lavoro, e ha vinto un premio prestigioso, che è un po' l'Oscar per i libri scientifici. E l'ha vinto non solo nella categoria dell'ingegneria e tecnologia, di cui la robotica fa parte, ma l'ha vinta per Physical Sciences and Mathematics. E questa è stata la consacrazione della robotica come scienza al di là dei confini della tecnologia, dell'ingegneria, della meccatronica. Questo è un punto molto molto importante. Poi abbiamo lavorato alla seconda edizione dal 2010 al 2016 e il libro ovviamente... Nel suo studio
c'ha dei bei quadretti allora. Sì, no. Ok. All'inizio avevo tentato di farlo a casa. Vicino alla laurea avevo messo i primi premi che avevo ricevuto, i primi Sono riconoscimenti. troppi e quindi non ci entra No, più. poi a un certo punto mia moglie, che è giudice, che utilizzava quella camera come il suo studio, in realtà ora è la camera di nostra figlia, quindi comunque sarebbe stata sfrattata dopo, mi fece capire un messaggio subliminare, perché lei aveva l'esigenza di archiviare i faldoni dei processi. Per cui un giorno tornò con una scaffalatura di Ikea che iniziò a montare, a coprire, per cui io capii che dovevo sloggiare. È arrivato Quindi, il momento. The Wall of Fame, come la chiamo. È diventato Wall of Shame perché è stato coperto Sì, come... no, per cui l'ho spostata, ora c'ho tutto in ufficio, in dipartimento. No, la domanda che avrei voluto farle, Sì. e perciò la risposta sarà sicuramente esaustiva e mi darà quasi un'affermazione generale e sicura, visto che me lo dice lei. Sì, Gli italiani, l'italiano, Sì. nel mondo della ricerca scientifica, sì. Allora, tra i più importanti al mondo, se chi? Io? in generale. Sì, allora gli italiani hanno una grossa propensione a fare ricerca, per cui Ok. diciamo il problema è che nei ranking universitari le università non sono piazzate altrettanto bene perché siamo carenti come modello organizzativo Esatto. della ricerca, della didattica, abbiamo strutture non adeguate, Pessime, sì. non ci sono strutture diciamo per gli studenti Ok. e quindi ovviamente nel ranking Immigrano, vanno soffriamo all'estero. così. Però per esempio posso dire che se parliamo semplicemente, noi siamo valutati, noi docenti, in base alla pubblicistica, in base diciamo al quanto pubblichiamo e diciamo al di là dell'esempio che ho fatto del libro, noi abbiamo una comunità italiana che è la prima in Europa e tra le prime al mondo Ecco, questo come volevo comunità dire. scientifica. Perfetto. Lei non trova assurdo che i nostri studenti, i nostri scienziati siano tra i primi e primeggiamo quindi nel mondo o tra i primi nel mondo Sì. e non lavorano in Italia Sì, facendo questo è ricerca? io infatti devo dire, alla fine io sono Non è un peccato. sono privilegiato, sono fortunato perché in qualche modo, vuoi per Diego Armando Maradona, vuoi per il legame sentimentale con mia moglie, vuoi per il fatto, per i valori della famiglia che mi piacevano più in Italia, a Napoli e così via, ho fatto la mia scelta. Però periodicamente ho avuto dei rimpianti, ho avuto dei rimorsi perché, cioè tanto per dire, se mi faccio un esempio, ci sono tanti allievi bravi che sono venuti alla scuola napoletana. Io mi rendo conto di essere giunto a 64 anni perché febbraio scorso l'11° mio allievo della scuola è diventato professore ordinario, il mio stesso ruolo, in università italiana. Quindi io sono diventato professore ordinario nel 99-2000, quindi in 24 anni 11 allievi miei sono diventati professori ordinari, un risultato che nessun gruppo a livello italiano può vantare, proprio come fatto di scuola, perché diciamo in Italia l'eccellenza in robotica sono 3 poli, da nord a sud, Genova, Pisa e Napoli. Non troviamo Torino, non troviamo Milano, poi ci sta Milano, in seconda battuta ci sono Milano e Roma, e Bologna forse. Poi troviamo ancora Torino, Padova, poi c'è insomma Però le migliori cattedre di robotica sono Genova, Pisa e Napoli. Genova, Pisa e Napoli c'è l'eccellenza della robotica italiana. E adesso le apro un'altra sliding door Sì, ipotetica, immaginaria. sì. Lei crede che se avesse fatto esperienza, avesse vissuto in America, Sì. avrebbe potuto cambiare la robotica e la meccanica nel mondo? No, perché comunque io quello che ho fatto è sempre stato estremamente, anzi paradossalmente alla fine ho capito che lo stimolo, io ho dato una definizione di Napoli durante il mio TEDx Talk. Napoli Che abbiamo qui, che tra l'altro. infatti, eccolo, sì, sì. Ed è, no, questo è un altro. Questo è un altro, insomma, sì, il TEDx Talk, che in pratica io ho dato una definizione che Napoli è una città che allena la complessità e stimola la creatività, non solo nei napoletani, ma anche di quelli dei nativi napoletani, ma anche dei napoletani di adozione. Quindi lei pensa che la nostra cultura serva anche Sì. proprio come ci forma Ma vi il carattere? Sì, ma cioè, anche a livello subconscio, però io per capirlo sono dovuto andare fuori.
Cioè io mi sono ostinato a voler andare fuori, andare in America e così via. Cos'è Poi, vista la differenza? più ho viaggiato, più ho iniziato a viaggiare, più ho capito che cosa fosse Napoli. Per cui secondo me per i giovani è un passaggio essenziale. Il giovane deve andare fuori. Cioè, anche se Bruno Siciliano dice a un giovane Napoli è meglio, il giovane non deve credere a Bruno Siciliano, deve provare sulla sua pelle il fatto di andare fuori. Poi magari può ripensare a quello che Bruno Siciliano, nella sua qualità, diciamo, di maestro, va, insomma, così gli può dire. No? Per cui, diciamo, io penso che alla fine, diciamo, Napoli ha finito innanzitutto perché è nata una sfida. Perché in qualche modo io volevo dimostrare di arrivare agli stessi livelli stando a Napoli. E ci può riuscire. Chiaramente, economicamente è stato un sacrificio. Perché io stavo facendo prima l'esempio, uno dei miei allievi, ma uno dei tanti, insomma, ha finito, si è laureato nel 2014, poi io volevo che facesse il dottorato con noi, invece è andato a farlo poi ecco in Zurigo. Perché? Perché la Guaglione, la ragazza, fotografa di design e di moda, voleva stare più vicino a Milano, dove si lavora meglio. Allora, a Zurigo, io sono stato il suo co-advisor di dottorato insieme al docente di Zurigo, ha finito a dicembre 2018, poi è stato assunto da Boston Dynamics, Wow. che è quella che fa i robot acrobatici di cui avete visto i video. Ogni volta che esce un video sono 9, 10, 15. Li conoscete Boston Dynamics? Sono quei tipo... fanno anche quei tipo cagnolini. Sì, c'hanno spot, poi c'hanno Atlas, è quello che fa il parkour, fa le capriole. Le capriole all'indietro. Esattamente, per cui praticamente così. Lui è entrato a Boston Dynamics aprile 2019 con uno stipendio di partenza di oltre $200.000 lordo, che è il doppio di uno stipendio di un professore della mia anzianità. Insomma. E vi dico di più, a febbraio scorso è stato chiamato sia da Figure AI, che è una startup californiana che sta anch'essa investendo su un umanoide. Perché è importante? Perché da marzo in poi ha stretto una collaborazione con OpenAI. Wow. Quindi Sam Altman, ChatGPT. Wow. E hanno presentato il primo video di esempio di una intelligenza artificiale di tipo generativo per realizzare un'azione fisica, un robot. Lui è andato a fare l'interview là, poi è stato chiamato da Elon Musk e lui ha scoperto che Elon Musk conosce Prisma Lab e conosce Bruno Siciliano. Io non l'ho mai incontrato in realtà. È stato alla Tesla, ha fatto i colloqui e poi a un certo punto, diciamo, lui voleva che andasse a guidare il responsabile del gruppo di controlli del progetto Optimus. Perché? Perché Tesla sta realizzando un umanoide, come è noto, no? Dai media e così via. Lui è stato 2 o 3 giorni a fare colloqui, poi è andato a cena con gli ingegneri che lui sarebbe dovuto andare a guidare e ha scoperto che gli stipendi di questi cristiani erano dell'ordine di $600.000-700.000 all'anno. Certo. E lui sarebbe dovuto andare a fare il team leader. Se non che per ragioni personali è voluto tornare in Europa, per ragioni familiari, e ora lavora a DAI Institute, l'Istituto di Intelligenza Artificiale, che è una, succursale dell'istituto che sta a Boston, che hanno aperto a Zurigo. Perché? Perché si sono resi conto gli americani che i migliori cervelli europei, prima o poi, è bello vivere da giovani in America, però prima o poi i cervelli europei vogliono tornare. E allora hanno aperto una sede in Europa per poter cercare di fidelizzare quei talenti bravi europei che magari sono stati 4-5 anni a Boston e poi magari vivono al centro dell'Europa, a Zurigo, città carissima, però stai comunque al centro di Zurigo, cioè Zurigo 1 ora e mezza stai a Napoli. Sì. No? Quindi in qualche modo lui è tornato. E di storie ce ne sono tante, nel senso che l'essere umano si sta comunque molto, come in qualsiasi cosa, qualsiasi ambito, sta dividendo la sua opinione tra bene e male con questa intelligenza artificiale. Sì. Lei che fa robotica e meccanica, bene o male andrà prima o poi, non in conflitto, anzi penso che si sposerà con l'intelligenza artificiale, che non è una cosa che lei, credo, studi nel pratico. Sì, ma in realtà noi la applichiamo già. Okay. Nel senso che, d'altra parte, diciamo, facci caso. Lei si occupa delle macchine che potrebbero utilizzare l'intelligenza artificiale, giusto? No, ma diciamo, noi facciamo dei robot che andiamo a controllare con tecniche di intelligenza artificiale, di già. Ma diciamo, facci caso, se viene pubblicato un articolo in cui si parla di intelligenza artificiale e in primis non si parla di robotica, non a caso l'immagine iconografica
l'immagine che, diciamo, allusiva dell'intelligenza artificiale è sempre un robot, un umanoide, un androide, e non è un caso. Perché? Perché attualmente la sfida attuale della tecnologia è sulla cosiddetta intelligenza artificiale di tipo fisico. Quella che un po' Hollywood ci ha propinato negli anni 90, inizio anni 2000. Però, Io Robot, diciamo. Sì, certamente, anche se Io Robot, secondo me, dei film di fantascienza sono stati fatti sulla robotica, è Più lontano. è il meno bello, onestamente. A me quello che è piaciuto di più è Ex Machina. Ah, vabbè, certo. Ex Machina è il film più bello Sì. che sia fatto sulla robotica, Sì. no? Però quello che voglio dire è, diciamo, in realtà, diciamo, l'intelligenza artificiale riguarda... Allora, innanzitutto, non voglio essere didascalico, però la robotica viene definita a livello scientifico nella nostra comunità come la connessione intelligente tra percezione e azione. Questa è la definizione. Un robot è un sistema in cui c'è una parte intelligente, c'è una parte sensoriale, percettiva, sensori, e c'è una parte attuativa. Ed è l'esempio della pallina Per esempio, poi la pallina e il bilanciamento. Così. Sì. Ora, Ci mostriamo nel suo l'intelligenza artificiale sicuramente è tautologico, che c'è l'intelligenza ovviamente, e c'è anche la parte percettiva. Perché? Perché per esempio io con ChatGPT o con Alexa, con Siri e così via, interagisco con dei dati visuali o dei dati vocali, no? Oppure con delle immagini, con dei video e così via. Però manca la parte attuativa, manca la parte fisica, no? Per cui un conto è un sistema di intelligenza artificiale, un algoritmo. Un conto è un sistema che ha una meccanica, che ha delle parti in movimento. Allora, diciamo, qua capisco quella che potrei dire una linea di marcazione tra robotica e intelligenza artificiale, però secondo me invece è un crocevia. Tant'è vero che assieme a un collega di Pisa, un altro degli ex MOOC, Antonio Bicchi, abbiamo pubblicato nel 2021 un commento su Nature in cui abbiamo, diciamo, introdotto formalmente nel nostro settore le tecnologie dell'interazione come la naturale evoluzione delle tecnologie dell'informazione, o se preferisci le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quelle che si chiamano IT o ICT. Noi le abbiamo chiamate IAT, dall'acronimo Interaction Technology, non solo per disambiguarlo da IT, perché sennò Information Interaction avrebbe avuto la stessa iniziale, ma proprio per stressare l'importanza della A dell'azione fisica. Ok. Per cui, diciamo, ora siamo entrati in questa nuova era tecnologica in cui robotica e intelligenza artificiale stanno a braccetto e vogliamo sviluppare dei sistemi che siano in grado di supportare le tecnologie dell'interazione. Durante la pandemia, durante il Covid, tutti quanti abbiamo fatto un salto, diciamo, in avanti, nel senso abbiamo alzato l'asticella perché la gente ha imparato a fare lo smart working. Però non c'è stato il physical smart working. Perché? Perché l'accesso remoto a un sistema di produzione, a un sistema di servizi e così via non c'era. C'erano dati visuali e dati vocali, ma non c'era un'azione fisica. E allora, diciamo, noi dobbiamo farci trovare pronti per questo. E la tecnologia ci viene in aiuto perché? Perché ora abbiamo la tecnologia wireless di quinta generazione per questi strumenti, per gli smartphone, il 5G. Col 5G, che più o meno nei centri maggiori urbani ci sta, andiamo più veloci. La banda è più elevata, ma la cosa più importante del 5G, che non è ancora soddisfacente, che probabilmente sarà con il 6G, che già viene testato in Corea, no, perché la tecnologia è coreana per il 6G, bene, col 5G ci sarà sempre un tempo finito del canale di comunicazione, quello che si chiama la latenza, Okay. ma la sfida è che il ritardo di comunicazione Sia sempre inferiore. sia sempre costante, Ah, costante. perché se è Ok. costante io lo posso compensare con un algoritmo di controllo. C'è una tecnica di controllo che si chiama controllo predittivo, che può compensare, e a questo punto posso virtualizzare, per cui io a distanza posso per esempio comandare un robot con una realtà virtuale o addirittura una realtà aumentata in cui mi immergo nell'ambiente remoto come se io lo toccassi per mano, come se io fossi un avatar. Perché se hai una costanza ed è certa, tu su quella costanza certo. ci puoi lavorare perché Per sai cui, che è quella. Assieme alla transizione dalle tecnologie dell'informazione alle tecnologie dell'interazione, noi stiamo vivendo una transizione dall'internet delle cose, Internet of Things, all'Internet of Skills, delle abilità umane, dove l'abilità umana, la skills, significa un'azione fisica, non solo, cioè un'immagine, un video,
in qualche modo è, al di là del fatto dell'aspetto artistico del fotografo che l'ha generato, è un qualche cosa che può essere trasmesso in maniera, diciamo, assoluta. Cioè non c'è, insomma, certo ci possono essere i fake, ma questo è un altro discorso ovviamente. Però questo sì. La sensazione tattile, invece, è una sensazione personale, che varia da persona a persona ed è molto difficile da modellare. Per questo noi abbiamo bisogno di tecniche di learning, di machine learning, di deep reinforcement learning, per capire come l'uomo si muove e come viva una sensazione tattile. È un po', forse alla lontana, però si avvicina a quello che ha fatto Elon Musk con il Neuralink. Sì, anche se devo dire che Neuralink, diciamo, ha avuto un grosso impatto mediatico perché ovviamente dietro Elon Musk ci sono tutti gli investitori. Però in buona sostanza il primo cyborg dell'era moderna è stato un tale inglese che si chiama, io lo conosco perché è mio amico, che si chiama Kevin Warwick, che nell'89 si è impiantato un chip sotto pelle, tipo Neuralink, sì, e tra l'altro ha fatto un esperimento molto ardito, perché ha avuto il coraggio di fare impiantare lo stesso chip alla moglie, per cui loro scambiavano delle emozioni, delle sensazioni attraverso il chip. Cioè se Kevin vedeva una bella guagliona, la moglie c'aveva il ritorno così. Cioè addirittura riuscire a percepire le stesse emozioni attraverso un chip sul braccio. Esattamente. Quindi ed è possibile questa cosa? Tecnicamente era già possibile nell'89, a maggior ragione lo è oggi 35 anni dopo, figuriamoci, è chiaro. Wow. Per cui, diciamo, in qualche modo, no? Questo fatto poi della sensazione tattile è molto importante. Certo. Perché? Certo. Perché poi, diciamo, in realtà ha delle radici, come dire, neuroscientifiche e delle radici addirittura culturali. Perché prendiamo un bambino nei primi mesi di vita. Il bambino che fa? Tocca tutti quanti gli oggetti. Un bambino di 3 mesi non ha un livello di intelligenza sviluppato pari a quello di un bambino di 2-3 anni. Certamente il bambino vede, riconosce la madre, riconosce il padre, riconosce le persone familiari. Però per capire le cose deve prendere esplora e il bocca. mondo Sì. e le porta alla bocca, sì, e se le mangia. E i genitori si preoccupano perché magari un conto, questo qua, se lo mangia non succede niente. Però se invece è una carta di credito, una chiave, se la ingoia e così via. Perché li porta alla bocca? Perché li porta verso il proprio cuore, il proprio centro, la propria anima, dove risiede la sua intelligenza. Dove vive le proprie emozioni. E il bambino sviluppa la sua intelligenza grazie al fatto che tasta il mondo. D'altra parte una persona cieca ha un livello di vita assolutamente paragonabile a quello di una persona che vede. Per cui noi siamo portati a credere che il senso più importante sia la vista. I nostri amici neuroscienziati hanno sviluppato uno studio che si chiama Cortical Homunculus. Dicono che il tatto è la cosa... Il tatto è la cosa più importante. E questo ha radici addirittura che affondano al tempo prima di Cristo dei filosofi greci, perché Aristotele era fautore di una teoria umanocentrica in cui diceva che l'uomo, come creatura vivente più intelligente, avesse poi sviluppato la sua capacità di interagire con il mondo attraverso i sensi. Qualche anno prima c'era stato un altro filosofo, che io sono un anassagorico, che era Anassagora, che aveva la teoria inversa. Cioè che l'uomo, Anassagora era per il bambino, perché Anassagora sosteneva che l'uomo avesse sviluppato la sua intelligenza attraverso il tatto, attraverso il fatto di toccare, di tastare il mondo. Quindi, diciamo... Pensare io l'ho sempre sopravvalutato, cioè io ho sempre pensato se dovessi perdere un senso sarebbe il tatto, perché vabbè io vivo per ricordi, no? Cioè mi piacciono i ricordi. Anche a me, io ho una memoria fotografica, mi ricordo che quando studiavo e ripetevo la storia, la geografia con mia mamma, dicevo gira pagina, perché io, diciamo, mi ricordo una cosa perché la vedo scritta. Io è come se avessi una specie di Google Glass, cioè di occhiali di visore, per cui tant'è vero che io so leggere al contrario, velocissimamente. Questa è un'abilità incredibile, le persone che sanno, gli dici una parola, te la dicono subito al contrario. Perché nel momento stesso, tant'è vero che io non riesco a imparare la parola di un linguaggio se non conosco lo spelling, le parole del linguaggio straniero, linguaggi non italiani, linguaggi stranieri, esteri, io le imparo solo se so come scriverla. Perché se non la scrivo davanti ai miei occhi non riesco a impararla.
Allora, professore, Poi c'è un altro giochetto divertente, però questo insomma forse richiede, però ve lo accenno così. Prego, prego. Cioè, nel senso che col fatto che io leggo le parole, no, riesco a dire subito di quanti caratteri sono le parole, di quante lettere contengono, ma proprio velocissimamente. E poi faccio un gioco, io a volte qualcuno l'ho accennato, non so perché mi viene di raccontarlo, in questa atmosfera molto, diciamo, cozy, no, del caffè, dell'espresso e così via. Io, le parole, diciamo, si dividono tra simmetriche e non simmetriche, in cui la simmetria è relativa alla sequenza di vocali e consonanti, con un gruppo minimo almeno di 2 lettere. Faccio un esempio. Bruno è una parola simmetrica. Perché? Perché c'è un gruppo di 2 consonanti BR e poi c'è un gruppo palindromo 1, perché è vocale, consonante, vocale. Ah. Quindi lo puoi rivertire, sì, certo. no? Per esempio. Uno lo può fare sulle singole parole oppure anche sulle frasi. Se io prendo il mio nome e cognome, Bruno Siciliano, diciamo, io ho un gruppo BR, poi ho Uno Sicili, che è un gruppo, perché Uno Sicili c'ho la stessa vocale, consonante, vocale fino a no. Sì. Per cui praticamente poi ogni parola, ammesso che sia simmetrica, ha una cardinalità. Quindi Bruno ha una cardinalità 2 perché posso fare 2 gruppi. Se io faccio Bruno Siciliano, 3 perché fa BR, 1 Sicili, ano. Ok? Per cui poi si può fare un coefficiente, cioè Bruno che ha 5 lettere, che ha praticamente 2 gruppi, ha un coefficiente, una valenza di 2,5. Se io invece faccio Bruno Siciliano, che sono ovviamente 14 lettere, miglioro questo coefficiente, perché faccio 14 diviso 3 gruppi, quindi da 2,5 aumenta a 4,66. Voi che state ascoltando sotto l'ombrellone a mare, provateci anche voi a fare questo giochino tra un tuffo e l'altro e vediamo come vi trovate. Questa è una cosa che ho raccontato a pochissime persone, perché sicuramente è una cosa che mi prendono per matto, però voglio dire, questa cosa io dentro, cioè, la faccio a livello, cioè è come se ci fosse un processo in batch che lo faccio in automatico. In automatico. Si tratta solo di cacciarlo fuori, però è come se io fossi un multiprocessor e così via, per cui vedo le parole scorrere davanti a me mentre parlo e poi ci sta questo fatto, mi diverto a fare così. Ovviamente mi esalto quando questo coefficiente sale, perché quando il coefficiente sale mi sta migliorando. Significa che c'è un grosso numero di lettere, di caratteri. Quindi più processo mentale funzionante, diciamo. Quindi... Mamma mia, professore. Allora, io adesso le leggo 2 articoli. Sì. E lei mi dice che ne pensa. Sì. Questo è dell'ANSA. Sì. Nanorobot capaci di uccidere le cellule tumorali, della biotech. Sì. Questa è una cosa vera? Si tratta di una sorta di origami realizzato utilizzando la stessa molecola che costituisce il nostro genoma ed è in grado di aprirsi solo in determinate circostanze, ossia quando si trova vicino alle cellule tumorali. Cioè, davvero si sta pensando, provando e attuando... Ma gli stessi vaccini del Covid, quelli là a vettore mRNA. mRNA. Tra l'altro io ho avuto un momento particolare l'anno scorso, perché il 20 febbraio 2023 sono stato su invito dell'Accademia Pontificia Pro Vita, siamo stati in udienza privata da Papa Francesco, poi magari vi passo l'immagine di Dr. Jekyll e Mr. Hyde e vi spiego perché. Sono stato in udienza privata da Papa Francesco e c'è stato un workshop sulle converging technologies, cioè sulle tecnologie convergenti e sull'impatto che queste hanno sull'uomo, che si è svolto al Vaticano. E io sono stato in una sessione e ho avuto l'onore di parlare nella stessa sessione insieme a Katalin Karikó, premio Nobel della medicina. Diciamo, io ho parlato, non so se ho parlato io prima di lei o lei dopo di me, nella stessa sessione. E con lei ho discusso di questo fatto dei vaccini a vettore mRNA. Perché? Perché chiaramente questi sono stati sviluppati per il Covid, il che è importante, ma la vera sfida è avere, diciamo, come la notizia dell'ANSA, questi vettori che possono poi attaccare le cellule tumorali. Quindi lo stesso DNA, la stessa tecnologia, la si può sfruttare per altro. Esattamente. Quindi è una cosa vera. Sì, l'aspetto, diciamo, questo è il Dr. Jekyll. Il Mr. Hyde è perché? Perché il secondo giorno del workshop io non potevo restare al Vaticano, perché mi imbarcai da Roma, andai a Francoforte, perché il Napoli giocava in Champions contro l'Eintracht. Okay. Per cui c'è questa cosa che io sono passato dall'udienza, poi magari vi passo la foto, in cui si vede, diciamo, io che do la mano a Papa Francesco, vengo presentato dal suo segretario particolare, Monsignor Paglia, Bruno Siciliano,
uno dei più grossi esperti di tecnologia dell'informazione, Università di Napoli Federico II. Sua santità mi dice Napoli. Ho fatto sì, santità, Napoli. Dico Armando Maradona e lui mi dice forza Napoli. Possiamo brevemente... Allora, questo è il professor siciliano. Mettiamo un attimo quel video interessantissimo del professor siciliano. Perché il professor siciliano è la stessa persona che sta cambiando il mondo della meccanica e della robotica, ma fa anche questo. DAZN tedesco. DAZN tedesco stanno intervistando i vari giocatori cioè, a Famocca Chi de Morter. Questo è stato il commento del professor siciliano in un'intervista a DAZN tedesco, che intervistava i tifosi napoletani fuori allo stadio. Che cos'era? Napoli? Questo era la festa scudetto, La festa scudetto. Napoli-Fiorentina. Ok, e qui è stato anche ripreso lei con questo... Sì, è vero. Fantastico, incredibile. Sì, ma infatti, E insomma, qualche la giorno stessa, prima ma che poi stringeva la mano a Papa Francesco. è la stessa passione. Cioè la passione che io ho profondo nel lavoro è passione che poi profondo nel tifo, è passione per la vita, per la famiglia, per gli amici. Ah, ok, quello che dice è la stessa passione che lei mette nel fare le cose. Sì. Cioè io, diciamo, è un po' anche Affascinante che sia anche- nel calcio come nella robotica. anche nel TEDx Talk, no? Cioè The Art of Work and Play, no? A fatica paziella. È questo proprio. Esatto, è questo, nel senso così. E poi se vedete questo c'ha anche una matrice culturale molto più, come dire, molto più profonda. Perché? Perché nella filosofia Zen c'è il manifesto della filosofia Zen, non so se lo conosci, il manifesto Zen è The Art of Work and Play. Lo trovi su Google facilmente, cioè nel senso che io non riesco a capire dove finisce l'aspetto professionale, l'aspetto di lavoro e dove comincia l'aspetto ludico, no? Infatti io sono per certi versi bipolare, nel senso che se io sto lavorando non stacco mai, sono workaholic come tutte le persone poi di successo che vogliono realizzare e così via, per cui io non vado a letto se non ho evaso quella che è il mio post-it con gli spunti, per cui vado a letto, cioè non penso che poi la mattina mi devo svegliare e così via, quindi lavoro così. Così come se sono una festa con gli amici, Perché oppure il suo lavoro è un piacere. Esatto, se sono invece una festa con amici, quindi mi sto divertendo, non penso che magari la mattina dopo devo partire oppure c'ho un impegno di lavoro importante, una presentazione. Non è un'ansia, non è un pensiero. No, nel senso vivo i momenti della vita. Cioè io ora potrei restare, so che poi alle 8:30 devo andare ai 60 anni mio cugino, però io per come così potrei anche dimenticare, potrei anche parlare, non accadrà per 4-5 ore, senza così, perché se una situazione mi piace, io la vivo e non penso, cioè io vivo il momento, poi è chiaro che in batch penso agli impegni, penso così, magari a volte guardo l'orologio e così via, però non mi faccio condizionare più di tanto, perché la vita va vissuta momento per momento, è quello che si vive. E io sono, diciamo, come dire... Ma lei è credente, professore? Sì, credo, sì, nel senso che in qualche modo, sì, vado in chiesa non regolarmente. No, crede in un qualcosa di più dell'essere umano. Sì, credo, sì, sono credente. Sì, da questo punto di vista sono credente. Ok. Sì, nel senso che... Perché vivendo di calcoli. Sì, no, cioè, insomma, è chiaro che... Sì, dice MDS. Questa credenza proviene da una cultura, diciamo, Allora, in parte è una cosa... È oppure un... o un limite razionale. Sì, no, forse per noi è scontato che sia, però per esempio io il fatto che sia credente, certo, ovviamente il default è che tutti quanti siamo cattolici, no? Però io per esempio ho molto rispetto per le altre religioni, nel senso che va bene che il cattolico non è, diciamo, un talebano, un fondamentalista, però cerco di immergermi nelle religioni, diciamo, degli altri popoli, no? Anche a volte per un'esigenza culturale. Perché? Perché la robotica, visto che il sogno è quello di emulare gli esseri umani, diciamo l'aspetto sociologico, l'aspetto etologico e l'aspetto religioso è importante. Io una volta sono stato in un workshop all'Accademia dei Lincei in cui è venuto un teologo del Vaticano a parlare, diciamo, delle conseguenze etiche Esatto. della robotica. Di questo si sta parlando molto in questo periodo, no? Dell'etica dietro l'intelligenza domani artificiale. mi affiderò a un robot babysitter, vorrò avere un robot badante, no? Quindi per necessità me ne devo occupare. Per esempio, perché la maggioranza dei robot giapponesi hanno sembianze antropomorfe o zoomorfe?
perché loro fondamentalmente credono, cioè sono shintoisti. Ci sono anche dei buddisti, però sono shintoisti i giapponesi. E secondo lo shintoismo, diciamo, le macchine hanno un'anima. E una macchina come il robot, per essere accettabile dagli esseri umani, è importante che abbia un aspetto familiare agli esseri umani, come quello di un umanoide oppure di un cucciolo animale. Quindi, però questa è una cosa prettamente umana, perché noi vogliamo sentirci coccolati. Lo so, però per e protetti. esempio, ora sta cambiando io sono un boomer ovviamente, però con quelli della generazione X, della generazione Y, della generazione Z, che sono nati in un contesto culturale e sociale diverso. Perché? Perché quando i giapponesi hanno realizzato i primi robot umanoidi, oppure il primo cagnolino della Sony, per esempio, in Occidente questo non si vendeva. Perché? Perché per noi la tecnologia deve avere questo aspetto, deve essere chiaramente distinguibile dalla persona. Per questo ho detto che mi piace il film Ex Machina, perché? Perché va alla frontiera. Ora, diciamo, un generazione Z non ha alcuna difficoltà ad arrivare in un albergo e essere accolto da una persona oppure da un robot receptionist. È assolutamente normale. Come al ristorante, che al ristorante viene il robottino a prendersi la comanda. Esattamente. E non è detto che la persona sia migliore della macchina. Faccio un esempio. Diciamo, i robot... Anzi, sì. L'esatto opposto. La persona secondo me non sarà mai meglio della macchina. Uno ha dato una definizione dell'essere umano che è un robot con delle... La macchina è infallibile perché è stata programmata. Gli esseri umani sono dei robot con dei difetti. Però voglio dire, sono proprio i difetti che rendono diciamo l'essere umano, no? Per cui ci innamoriamo. Lì sta il gioco, lì secondo me sta l'etica. Esatto. Cioè voi la perfezione e la freddezza della macchina, o vuoi comunque il contatto umano che è in perfezione. Secondo me bisogna, cioè la chiave è avere la persona e la macchina. Cioè questo convivere con entrambi. È il concetto di robot companion. Esatto, e deve essere un robot companion. Non deve sostituirsi. Questo, cioè perché? Perché ci sono dei task. Pensiamo per esempio all'assistenza. Perciò stanno mettendo delle limitazioni. Sono 64 anni, no? Poi domani che devo avere un badante, una badante oppure un robot companion, certo. Così. Allora, voglio dire, ci sono dei task che sono ripetitivi e che in qualche modo la macchina può fare, diciamo, meglio, no? Per esempio, anche nel caso della riabilitazione della terapia è stato dimostrato, per esempio, il cucciolo di foca robotico che è stato progettato da Takanori Shibata all'AIS a Tsukuba per intrattenere gli anziani dell'ospizio, è già perché la società giapponese, come le società scandinave, gli anziani vengono man mano emarginati dal fulcro, dal cuore della città. I nostri nonni vivono con noi, nelle nostre famiglie, mentre invece in Giappone e nei paesi scandinavi è così, perché il fulcro, il cuore della città è dei giovani, il cuore pulsante. Bene, il cucciolo di foca è stato realizzato e poi ora è stato utilizzato per la cura delle forme di autismo precoce nei bambini. Ed è stato dimostrato che l'uso del cucciolo robotico è meglio del cucciolo animale, perché i bambini che soffrono di forme precoci di autismo hanno una difficoltà relazionale, per cui i terapisti usano i cuccioli animali. Perché? Perché il cucciolo animale il bambino riconosce che ha un livello di intelligenza inferiore e quindi tende ad aprirsi di più. Però il cucciolo animale potrebbe anche fare un movimento inconsulto. E tra l'altro, con il cucciolo robotico io posso registrare in maniera oggettiva i progressi del paziente. Giusto. Con la macchina. Quindi così. Perché non cambia nessuna variabile. Ma poi, quante volte leggiamo di storie di maestre dell'asilo che percuotono i bambini? Oppure di badanti che percuotono gli anziani perché gli anziani non possono reagire? Quindi forse una macchina potrebbe essere meglio in questi contesti. E qua poi entriamo in un altro argomento, quello della sostituzione del lavoro. Esattamente. Tra l'altro questo fatto così, questa è un'altra, per esempio nel 2017, se ricordo bene, no, 2019, al World Economic Forum a Davos, fu fatto uno statement che a causa della robotica automazione si sarebbero persi nel mondo 5 milioni di posti di lavoro. In realtà i dati hanno dimostrato esattamente il contrario.
Faccio un esempio. Quindi lei crede che possano aumentare Sì, i posti di lavoro? con internet mica sono diminuiti i posti Sono di lavoro, aumentati, è vero? no? Certo, Diciamo, con i computer mica sono diminuiti. certo. Chiaramente è una riconversione del lavoro. Si sono creati nuovi posti di lavoro perché si sono create nuove, diverse opportunità, nuove cose. Dopo l'emergenza Covid, Amazon ha quintuplicato il proprio business e ha installato, questo è stato pubblicato sul Guardian, ha installato nei propri impianti 500.000 nuovi robot. Uno può pensare che sono 500.000 posti di lavoro persi, no, perché nello stesso periodo ha assunto 800.000 persone. Però probabilmente non c'è più, oppure c'è di meno, il fattorino che dal momento che un utente in un angolo del mondo ha pigiato il tasto Prime, per cui deve arrivare la mattina dopo, e si arriva alle 8:10 di mattina la domenica, in cui io c'è uno stabile ancora con il portiere, diciamo, chi è che scende a prendere il pacchetto? Per cui a casa non si ordina il sabato, perché sennò la domenica è una iattura, no? Certo. Con Prime e così via. Però nella value chain, cioè praticamente cosa succede nel momento in cui ordino e deve arrivare da così, c'è qualcuno che magari non ha avuto il tempo di andare in bagno e l'ha dovuta fare nella bottiglia di plastica. E allora è anche un fatto di dignità, di qualità del lavoro. Per cui certi lavori ripetitivi facciamoli fare alle macchine e cerchiamo di andare a nobilitare il lavoro dell'uomo, rendendolo più sicuro, più qualificante e anche, diciamo, ergonomicamente meno faticoso. Questa è la prova dei cosiddetti esoscheletri, che sono quelle suite, quei giubbotti che si indossano e che sono nati per la riabilitazione dei pazienti che avevano avuto qualche, diciamo, menomazione di tipo neurologico, tipo un ictus. Per cui con un esoscheletro la persona che è confinata, diciamo, paraplegico, no? Viene supportata dallo supportata, può camminare e così via. Però ora vengono utilizzati per fare lavori. Per esempio, ci sono supermercati in cui i facchini indossano gli esoscheletri e non sentono il peso. Ci sono, per esempio, gli operai specializzati in industria automobilistica, per esempio all'Audi a Ingolstadt, ci sono i tecnici che indossano l'esoscheletro, perché io non sento il peso. È chiaro che, per esempio, un domani, gli operatori della protezione civile che intervengono su una calamità, un disastro, un terremoto, un attacco terroristico, indossando gli esoscheletri, possono salvare una persona perché hanno una capacità supermotoria di poter prendere in braccio perché l'ambulanza non può arrivare. Diventerebbero dei cyborg quasi. Esattamente. No? Però questo comporta delle problematiche di tipo etico, perché io a questo punto creo dei superuomini. Per cui, che possono essere utilizzati anche in guerra, perché noi sappiamo che in ambito militare arrivano prima le scoperte. E questo è vero per tutta la tecnologia, tant'è vero che uno dei primi progetti dell'esoscheletro è stato portato avanti da un mio collega di University of California Berkeley, non faccio il nome, si chiama Blix, l'esoscheletro, ed è praticamente lo zaino intelligente per i marine impegnati nelle campagne nel sud-est asiatico, in modo che potessero trasportare armi e apparecchiature particolarmente costose senza sentire il peso. Quindi è stata sviluppata per un'applicazione militare. Però questo è, diciamo, purtroppo è vero. Questo è l'essere umano, è il prezzo che uno deve pagare allo sviluppo della tecnologia. Ma la stessa cosa anche internet. Cioè, per esempio, noi lavoriamo al Prisma Lab sui droni, in cui il drone non è solo un occhio volante, ma per noi è un robot volante, quindi alla mano, cioè torniamo sempre a quello che qualifica il robot rispetto a ChatGPT, no? L'azione fisica. Bene, il drone potrebbe essere anche un drone kamikaze, che a un certo punto... Ma lo sono tuttora, cioè esistono già, li vengono già utilizzati. Oppure il cagnolino, che abbiamo menzionato prima, potrebbe avere una mitragliatrice e va a fare così. E quindi che facciamo? Facciamo la guerra cibernetica? No? Diciamo che dovrebbero nascere queste tecnologie per aiutare il prossimo, e poi ovviamente sta all'essere umano capire come utilizzarle nel bene e nel male. Cioè lì ci dovrebbe essere, ecco, un'etica, una morale nostra. Che dice, ma infatti io sono convinto, io mi interesso di robotica da 40 anni. Sono convinto che ormai le metodologie e le tecnologie di base, il kernel, il fulcro, è ormai ben assestato. E ogni ulteriore progresso non sarà all'interno della nostra comunità robotica, ma sarà in quei crocevia di intersezione, di contaminazione con altre discipline, dove queste discipline non sono solo quelle, diciamo, delle scienze tecniche, ma anche delle scienze umane,
e delle scienze della vita per quanto riguarda la parte di medicina e della salute. Quindi non deve cambiare la tecnologia, deve cambiare l'essere umano. Esattamente. Questo è. Cioè l'essere umano deve essere pronto a utilizzare questa tecnologia. Io ho avuto l'onore di scrivere la voce enciclopedica per la Treccani della robotica. Nel nuovo dizionario lo trovate su rete, Atlante Treccani Bruno Siciliano Robotica. Mi hanno chiesto nel 2020 di scrivere la voce robotica perché ormai il dizionario è online, è il dizionario enciclopedico della Treccani, quindi io ho avuto la responsabilità di scrivere che cos'è la robotica in 550 parole. Riassumendo che cosa... Per me, noi grazie alla robotica, diciamo, e all'intelligenza artificiale andiamo verso una sorta di umanesimo tecnologico in cui andremo a affidare alle macchine una serie di mansioni e guadagneremo tempo per esprimere al meglio la parte meno artificiale della nostra intelligenza, che è l'intelligenza naturale, con la nostra creatività, con la nostra umanità, con il fatto di provare dei sentimenti, di emozionarsi. Per cui non dobbiamo avere timore di affidarci alle macchine, perché le macchine migliorano, diciamo, se utilizzate... Per lei servono per gratificare l'essere umano, questo è. Esattamente, nel senso che, diciamo, io mi affido alla macchina fa quella parte più di routine, possiamo dire, no? Delle nostre mansioni, sia quelle professionali sia quelle sociali, per cui noi abbiamo più tempo, ci stressiamo di meno. Pensiamo per esempio a un chirurgo in una sala operatoria, deve operare per 8... Ci sono stati casi di chirurghi che poi hanno avuto infarti per essere stato troppo tempo in sala operatoria. Perché il chirurgo per esempio non dovrebbe indossare un esoscheletro e stancarsi meno? Perché il chirurgo non dovrebbe operare in una stazione ergonomica seduto sulla sedia davanti al suo pannello di controllo, oppure addirittura con gli occhi guidare, oppure con un avatar, con una realtà virtuale, una realtà aumentata, no? Quindi questo ben venga. con un Neuralink nel cervello, occhi chiusi. Tra l'altro, c'è un altro stereotipo. Uno è portato a pensare che grazie alla tecnologia c'è un appiattimento, che tutti quanti grazie alla tecnologia, cioè io mi affido a ChatGPT, mi dà il testo e così via. È assolutamente falso. Perché? Perché con la tecnologia si alza l'asticella, nel senso che il prodotto medio della persona che usa la tecnologia è di migliore qualità. Così come è stato con internet, così come è stato con i computer e così via, no? Con i mezzi di comunicazione e così via. Ma poi ci sarà sempre quello più bravo. In campo medico, in campo chirurgico, si utilizza il sistema Da Vinci per la chirurgia robotica. Qualche anno fa è stato a Napoli uno dei più bravi chirurghi al mondo della chirurgia robotica, che è un italiano, un cervello in fuga, Pier Cristoforo Giulianotti, Università of Illinois Chicago, e ha fatto vedere un intervento alle vie biliari, quindi di rimozione di una massa cancerosa al pancreas, che è un intervento difficilissimo, fatto col sistema robotico, che richiede una precisione dell'ordine di qualche decina, centinaia di micron, laddove il sistema Da Vinci dà una precisione del millimetro. E lui ci è riuscito perché è bravo. Cioè un conto se una macchina di Formula 1 la guida un pilota di Formula 1. Ok. Un conto è se la guida una persona normale. Quindi noi che facciamo con la tecnologia? Alziamo l'asticella, alziamo il livello medio, però poi ci sarà sempre quello più bravo che sa utilizzare la tecnologia, e là è la componente umana. Wow, no, professore, non l'avevo mai pensata così. Giustamente, sì, la Ferrari la fai guidare al pilota, non è che la guida, cioè devi arrivare ad essere pilota per guidare la Ferrari. Certo. Io ho sempre pensato che con il migliorarsi della tecnologia si instupidisse l'essere umano, ma quello dipende dall'essere umano. Il problema è che c'è un rischio che la gente si impigrisce. Esatto. Perché qual è la differenza? La differenza è che ora magari un giovane di oggi, se non c'è la rete, si sente una persona persa. Il mio primo sto in macchina in autostrada e devo andare a Milano, non so la strada, e Google Maps smette di funzionare, io sono perso per sempre. Io il primo convegno in Giappone andai, 85, quindi non c'era così. Tra l'altro la toponomastica giapponese, le città non hanno i nomi delle strade, hanno i nomi degli edifici, perché non ci sono i civici. Per cui io ho girato Tokyo, poi siamo andati a Kyoto e così via. Lì in quel caso chi ha la lingua va in Sardegna. Sì, aveva anche senza lingua. Tra l'altro parecchie delle scritte erano con i caratteri kanji. Oggi come oggi con uno smartphone io vedo i caratteri kanji e me lo traduce all'istante. No, ma questo non c'era. Eppure siamo sopravvissuti. Certo. La scommessa qual è? È che noi boomer che utilizziamo tecnologia in qualche modo abbiamo tutto un bagaglio di esperienza che ci siamo, diciamo, complianti alla tecnologia. Nel senso, se la tecnologia si ferma, ce la caviamo, no? Ma per noi tornare indietro invece è difficilissimo. Tant'è vero che questo lo stiamo vedendo in campo medico.
perché io faccio l'esempio medico perché fa capire come stanno le cose. Cioè, gli specializzandi della chirurgia generale, oggi come oggi, imparano direttamente la chirurgia robotica. Il chirurgo di 40 anni che usa il robot, il sistema robotico per la chirurgia, è un chirurgo che, oltre a quello, negli anni precedenti ha utilizzato quantomeno la chirurgia laparoscopica e magari ha operato anche in open surgery. Il chirurgo di 50 anni ha vissuto tutte queste 3 fasi. Perché dico questo? Perché nella open surgery io taglio con le mani e tocco. Anche nella laparoscopia, attraverso il laparoscopio, che è uno strumento, io ho la sensazione tattile. Attualmente, allo stato dell'arte, il Da Vinci non ha la sensazione tattile. Perché Giulianotti? Perché il chirurgo bravo lo sa fare? Perché? Ha esperienza del passato. Perché da un'immagine capisce anche la consistenza del tessuto. Ah, ecco, perché l'ha fatto anche senza quella macchina. Chi invece Quello adesso della generazione si Z. affaccia solo a quella macchina. Per questo noi abbiamo una responsabilità pazzesca, dobbiamo farci trovare pronti e dare la possibilità dell'internet tattile, delle skills. Perché? Perché se non sapremo tradurre attraverso la rete, attraverso diciamo la virtualizzazione e così via, anche la sensazione del tatto, che è molto importante, purtroppo avremo perso la scommessa. Per questo, diciamo, secondo me ci vorrebbe un'azione politica, strategica, di grosso investimento. Però ora sta cambiando, perché? Perché io ho menzionato questo video di marzo, questa è notizia diciamo di 3 mesi fa. Perché? Perché OpenAI, che è la società di Sam Altman, fu fondata 2 anni e mezzo dietro da un informatico molto bravo di origine polacca, tale Zaremba, è uno dei cofondatori di OpenAI. All'epoca dichiarò che loro avrebbero puntato esclusivamente sui language model, sull'intelligenza artificiale, perché la manipolazione era troppo complicata. Questa è la dichiarazione di ottobre 2021. 2 anni e mezzo dopo sono usciti con questa cosa Configure AI, in cui hanno utilizzato ChatGPT per muovere un robot senza un modello matematico, senza un modello fisico. Quindi la sfida ormai è lanciata, ci sono grossi investimenti, per cui diciamo in qualche modo dovremo farci trovare pronto a integrare le tecniche più diciamo come dire sofisticate di intelligenza artificiale in un sistema fisico. Con la robotica. Certo. Perché tant'è vero che si parla, non a caso, allora c'è il concetto del digital twin, no? Del gemello digitale, cioè il fatto di poter emulare un sistema descrivendolo in maniera software. Se il gemello digitale deve descrivere una realtà fisica, gli americani sono molto bravi con le crasi, cioè nel creare dei neologismi con le parole, e ora si parla, da 1 anno a questa parte, del phygital twin. Ok. Cioè phygital significa toccare così. Phygital, cioè il digital fisico. Quindi la sfida ora è lanciata, e sia a livello imprenditoriale, sia a livello di ricerca, noi dobbiamo farci trovare pronti, perché dobbiamo essere in grado di sviluppare quello che io in un'intervista con Massimo Cerofolini per Codex, per il programma della RAI, ho definito ActGPT. Cioè ChatGPT. Agire. Esatto, oppure se volete ActionGPT. Cioè il fatto di avere un'intelligenza artificiale di tipo generazionale che sia in grado di supportare un'azione fisica. Ed è la grossa sfida della ricerca mondiale. Allora, professore, per concludere questa interessantissima chiacchierata, che penso sia per me, ad oggi, una delle più belle che abbiamo dall'Espresso Podcast. Allora, professore, visto che questa è la domanda, la tecnologia anno dopo anno va talmente veloce e talmente rapida che magari prima la scoperta o magari l'evoluzione era di 10 anni in 10 anni, poi di 5 in 5. Adesso sembra che da un anno all'altro c'è un mondo diverso. È vero. Da oggi a 10 anni, come vede il mondo tecnologico, robotico e di intelligenza artificiale? Tra 10 anni cosa potremmo fare? Fra 10 anni noi potremmo avere una tecnologia, come io dico, ubiquitaria, pervasiva. Cioè nel senso che nel nostro... Cioè, ora noi non facciamo più caso agli smartphone. Io ricordo che, essendo grosso appassionato di calcio, quando uscivano le TV a colori, no? Allora c'era una famiglia nel palazzo, c'era la TV a colori. Per cui uno andava a casa, tiene la TV a colori, il televisore a colori, no? Noi compravamo il primo televisore a colori prima dei mondiali del 78, mi ricordo, no? E quindi così come magari, diciamo, i computer inizialmente erano negli uffici, poi sono andati nelle nostre case, no? Ora, se io vengo a casa tua,
vedo degli schermi, cioè è assolutamente, diventa una tecnologia di tipo disappearing, cioè io non faccio più caso. Adesso un altro po' la partita di calcio se la vede sull'Apple Watch. Sull'orologio, esatto. Per cui praticamente, cioè, quando è che questo accadrà? Quando praticamente diventerà innanzitutto è un problema di costi. L'esoscheletro che io ho menzionato prima, quello che utilizzano i facchini e così via, ormai ha un costo paragonabile quasi a questi strumenti. Wow. Perché costa tra 3 e 5 mila euro, uno buono. E 10, cioè, proprio quello che dicevi tu. Quindi tra poco potrebbe arrivare alla portata di tutti. Nel senso che a questo punto io faccio così, è compagnia bella. Io tra l'altro, io sono bionico perché ho avuto le protesi alle ginocchia e soffro di una stenosi alla colonna. Ok. Ho praticamente un'occlusione nel canale midollare all'altezza della quarta e della quinta vertebra lombare e della prima sacrale, per cui mi stanco a stare in piedi fermo. Però, diciamo, è sempre un fatto di adrenalina, perché noi non siamo delle macchine. Nel senso che se io vado a vedere un museo, oppure c'è una cena in piedi, dopo 15-20 minuti mi devo sedere. Se sta facendo qualcosa che le piace, sta anche Se 2 ore e vado mezza. in trasferta con gli ultras, cammino e sto in Si piedi fa la tutta la maratona. partita. Sì. No, l'altra volta sono andato a vedere, diciamo, martedì prossimo ritorno a vedere i Coldplay a Roma con mia figlia appassionata, li ho già visti a Napoli e vado sul Prato. L'anno scorso ad High Days a Milano sono andato a vedere i Red Hot Chili Peppers e abbiamo camminato alla fine della giornata, abbiamo fatto qualcosa tipo 25.000 passi. Quindi questa... E io sono stato 3-4 ore in piedi senza avere il minimo fastidio alla schiena. Questa è la componente umana che A un robot non potrà mai avere. febbraio mi sono concesso il lusso di andare a Las Vegas, ero stato invitato da un collega dell'Università Nevada a Las Vegas e sono andato al mitico The Sphere. Wow, ha visto il The Sphere da vicino. Ho visto gli U2, 2 concerti degli U2. Come il The Sphere? È bellissimo, il 3-4 allora il primo concerto l'ho visto dagli spalti, Eh. in cui ho apprezzato l'aspetto tecnologico, cioè il primo concerto è stato il concerto visto dall'ingegnere. Perché? Perché praticamente c'è questo schermo avvolgente, risoluzione È 16. bello da dentro o da fuori? Anche da fuori è molto bello, anche da dentro è stupendo, insomma, da fuori forse è ancora più bello perché è una cosa praticamente si staglia, no? Nel cielo di Las Vegas e così via. Per cui ho visto tecnologia con le sedie che tremano, no? Per cui c'è questa esperienza 4D. Il secondo giorno è andato il rocchettaro, cioè l'uomo, perché? Perché sono andato sotto al palco e per cui io l'avevo già visto, per cui ho fatto meno attenzione e anche là sono stato in piedi 4 ore, ballare e così via senza il minimo mal di schiena. Quindi giustamente non ci pensiamo, quello l'avanzamento tecnologico sta anche ovviamente nel costo di tale tecnologia. Però, diciamo, tutto sommato, no? Che poi diventa se io da portabile qualche a tutti. anno, no, magari c'ho un esoscheletro così, insomma, che magari è leggero, in titanio e così via, ma perché non lo devo utilizzare? Metto scuola? No, ma... Quindi tra 10 anni lei si immagina che comunque queste cose saranno alla portata del pubblico? Secondo me sì. Diciamo, tutta la parte, cioè se io devo fare un lavoro professionale, per esempio, ovviamente col caldo, no? Soffre la circolazione, cioè ci sono degli ausili, ma perché non li dobbiamo utilizzare, insomma? Quindi che questa tecnologia ovviamente vada ad Il problema aiutare è l'essere capire, diciamo, forse diciamo, la cosa che non è ancora chiara, se quello che noi possiamo definire il robot, prima parlavamo del robot companion, debba avere l'aspetto di un androide, di un umanoide, cioè di avere diciamo un robottino per casa. Cioè attualmente a casa nostra ci sono i robot aspirapolveri. Quindi la parte più temibile e pericolosa della macchina è l'essere umano, Sì. come al solito. Sì, esattamente. Quindi in effetti non stiamo scoprendo, cioè qualcuno ieri si parlava, no? Ho avuto una domanda in cui si parlava dei fake, delle cose e così via, no? L'attendibilità di una cosa della macchina. Fake news. Sì, Ora, prima di internet, no? Magari una persona mi faceva una confidenza, mi diceva una cosa, un gossip, un pettegolezzo, no? E io magari, cioè come faccio a dire... Prima non potevi fare il fact checking su Google, quindi prima era ancora più facile dire boiate. Esatto. E qua bisogna dire cavolate. Quindi c'è sempre stato nel corso degli anni, solo che adesso ha preso un'altra Prima forma. era il vicino, il quartiere, no? Il pettegolezzo, Sì. la cosa, quello se la fa con quello, oppure quello... come... Allora uno dava attendibilità alle persone, ma non è cambiato niente. Ora lo facciamo attraverso la rete. Però, quantomeno, ora, se io metto una foto, Google mi dice se è un fake. No, perché? Perché Sì, hanno messo questa nuova implementazione. manipolazione così, quindi voglio dire, insomma, cioè è tutto uguale, è semplicemente è cambiato, si è alzata l'asticella, la tecnologia praticamente prima c'era l'asticella così, tutti quanti erano più contenti, questo non lo so,
Però io penso che ora lavorare, viaggiare, così, è tutto più semplice, organizzare, no? La propria vita e così via. Quindi ben venga, insomma. Quindi io, tutto sommato, alcuni sono nostalgici, dicono no, era meglio i tempi e così via e compagnia bella. Il mondo evolve ed è il progresso è inevitabile, no? Ed è comunque un bene, cioè nel senso la vita si allunga, le cose, cioè facciamo cose meglio, quindi abbiamo più opportunità. E quindi dobbiamo andare, l'uomo deve stare al passo di questo, di così. Quello però è quello che dicevi tu. Certe evoluzioni sono state più rapide di quello che uno poteva prevedere. E in questo devo dire che a livello regolamentorio, a livello politico, a livello strategico, secondo me, diciamo, come dire, il mondo, la società, come dire, che poi decide e così via, non si fa trovare pronta rispetto a questa evoluzione veramente, diciamo, io, insomma, il mio mantra ispirazionale lo conoscete, il keep the gradient, no? Cioè il fatto del gradiente e così via. Sì. Il gradiente è talmente steep, è talmente pronunciato che molte volte non si riesce a stare al passo. Esattamente. Quindi questo, insomma, è una cosa, ed è ovviamente la ricetta, la soluzione, non la possiamo avere. Io sono un tecnologo, tutto sommato, mi occupo di robotica, seppure sono una persona eclettica che si interessa anche di questi aspetti, diciamo, come dire, tant'è vero che nel nostro settore c'è una branca di ricerca che va sotto il nome di ELSE, preposizione inglese significa altrimenti, che sta per Ethical, Legal, Societal and Economical Issues di questa tecnologia, ed è un tema di ricerca. Quindi quando si studiano queste cose si studia sempre anche l'etica e la morale dietro? Assolutamente, l'aspetto giuridico, l'aspetto diciamo quindi etico, l'aspetto sociologico e l'aspetto anche economico. Certo. Perché? Perché uno può pensare il famoso ROI, cioè il return of investment. Cioè perché stai introducendo nella società un qualcosa che la può stravolgere completamente. Assolutamente, che può comunque drogare, no? Polarizzare più che altro il sistema, per cui uno deve capire quali sono le implicazioni, insomma. Professore, la ringrazio per questo caffè. Grazie mille e vabbè, speriamo di riaverla il prima possibile qua ad Espresso. Sempre un gran piacere. Professore. Grazie mille. Grazie a te, grazie a voi ragazzi.